We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buon pomeriggio a tutti, in diretta Chiacchiere Caffè, buon inizio di settimana, una settimana che iniziamo sotto il segno della letteratura, l'illustrazione per l'infanzia, ma anche con il Veneto di Mistero, spettacoli di mistero. Ne parleremo in questa puntata di Chiacchiere Caffè in diretta. La mia prima ospite è Monica Monachesi, direttore artistico della Mostra Internazionale di Illustrazione d'infanzia di Sarmede, ormai famosissima, arrivata a 30 anni di età, quindi un'eredità decisamente importante. E proprio per questo appuntamento così importante ci sono moltissime novità, tra cui la Casa della Fantasia. Però prima di tutto, Monica, ti chiedo un po' di spiegare a chi magari non conosce che cos'è la Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede, questa importante eredità, e che cos'è questa mostra? Dunque, la mostra è nata grazie al sogno di un illustratore che dalla Cecoslovacchia si è innamorato di questo piccolo villaggio immerso nella natura. Lo ha scelto come posto per far fiorire un suo sogno. In più ha trovato 4 amici, di quelli che non si che vanno sempre avanti, lo disse lui in una delle ultime interviste prima della sua scomparsa, anche piuttosto prematura purtroppo per noi, nel 1999. Questi amici che non si fermano mai, appunto, sono ancora oggi al lavoro e insieme a loro ieri abbiamo celebrato questa importante data del trentennale. Per il trentennale ci siamo impegnati a fondo in un lavoro enorme che è pronto per tutto il nostro pubblico e vi aspettiamo davvero numerosi. Ecco, ricordiamo che Sarmede è in provincia di Treviso, Sì. Per chi non lo sapesse. Sì, è un paese piccolino, pieno di affreschi, perché anche questo volle Stepan e anche questo stiamo continuando, quindi oltre alla mostra ci sono tante cose collaterali da gustare. C'è il Museo Zavrel vicino alla nuova Casa della Fantasia che abbiamo inaugurato ieri. E poi ci spieghi che cos'è? Esattamente, ho così tante cose da dire che non so se ce la faremo, speriamo ci di essere proviamo, chiari, perlomeno. perché veramente arrivare a Sarmede vuol dire scoprire tantissime cose anche inaspettate. Ecco, diciamo le date: è stata aperta sabato ma continuerà fino al 20 di gennaio. Sì, Poi Sarmede ha una caratteristica, che poi è una mostra itinerante che gira un po' per non solo l'Italia ma anche l'Europa. Allora, iniziamo innanzitutto col dire che cosa c'è quest'anno. Casa della Fantasia è stata inaugurata sabato, cioè che cos'è? La Casa della Fantasia è uno spazio per il nostro tempo, è uno spazio per la serenità, vorremmo dire. Perché cosa vuol dire dedicare tempo a un libro, a una bella immagine? Vuol dire dedicare tempo alla persona. Per un genitore vuol dire dedicare del tempo a una bella lettura con il bambino, vuol dire dedicare del tempo alla bellezza che agisce in noi misteriosamente e che ci aiuta a stare bene. È un tempo importante per le scuole, per scoprire pubblicazioni recentemente pubblicate, italiane ed estere, per fare un viaggio attraverso il mondo della creatività, del mondo editoriale. E infatti fino al 20 gennaio il nostro programma è fitto di appuntamenti dedicati sia alla scuola sia alle famiglie, quindi vi invito a consultare il nostro sito e informarvi, perché gli appuntamenti sono veramente tanti e ricchissimi. Ecco, infatti abbiamo visto prima in sovraimpressione il sito. Questa è un po' diciamo la spiegazione di che cos'è la mostra di Sarmede di quest'anno. Quindi c'è un ospite d'onore che è Roberto Innocenti. Esattamente, proprio per questo trentennale abbiamo voluto avere l'unico italiano che ha ricevuto una specie di Nobel per l'illustrazione, che è l'Hans Christian Andersen Award, un illustratore che ha la passione per la narrazione,
E lo si vede dal punto di vista dell'immagine, perché ha un modo meticolosissimo di rappresentare la realtà. È come se ci offrisse degli occhiali magici per osservare una realtà potenziata. Ma questo non basta, perché la sua abilità di narratore si vede anche nelle storie che lui propone. Nel corso della sua carriera ha anche dedicato dei libri molto importanti a tematiche enormi, dove tramite la testimonianza di un piccolissimo protagonista, che spesso è un bambino, lui ci dà il modo di affrontare, di parlare di cose enormi, tipo ci sono 2 libri meravigliosi sulla Seconda Guerra Mondiale, libri indimenticabili come la storia di Erika, per parlare della Shoah, la storia di Rosa Bianca. Sono libri molto importanti che permettono a una famiglia e a un insegnante di parlare con le parole giuste di cose di cui comunque i bambini vogliono capire il senso, vogliono essere informati. Quindi è un modo decisamente più leggero ma profondo nello stesso tempo di parlare di argomenti anche difficili da trattare a parole, diciamo. Proprio così, perché l'arte ci dà questa possibilità, cioè ci dà le parole giuste per parlare profondamente di cose anche piuttosto difficili. Ecco, tra l'altro abbiamo detto Roberto Innocenti, ospite d'onore, e poi appunto quest'anno, diciamo, Salma è dedicata agli autori russi. Sì. Alle fiabe russe. Sì, alle fiabe russe, perché sono vari anni che vogliamo appunto proporre un altro viaggio attraverso la fiaba e ogni anno incontriamo un paese. Quest'anno ci siamo confrontati con la Russia che ci ha riservato bellezze infinite. Come diceva Dostoevskij nell'Idiota, la bellezza salverà il mondo, e noi troviamo che sia proprio vero. Per questo motivo, con una collaborazione che dura da 8 anni con Franco Cosimo Panini, abbiamo anche dato alle stampe un libro di fiabe che contiene 9 fiabe russe, 8 sono tratte dalla raccolta di Afanasiev, 2 sono del mondo siberiano e sono trascritte, rivedute da Luigi Dalcin. E io mi sono occupata della direzione artistica dialogando con 9 illustratori di tutto il mondo. Siamo riusciti quest'anno anche a riportare nel panorama dei libri italiani il nostro grande maestro Józef Wilkon dalla Polonia, che dopo la scomparsa di Stepan è il nostro consulente artistico assieme a me. Ed ecco, vi mostro in anteprima le 2 immagini che lui ha realizzato per questo nostro libro, per raccontare la storia di una sciamana che si trasforma in un lupo per salvare la sua figlia che era stata rapita da un branco di lupi. Sono tutte storie meravigliose per passare del bel tempo con i bambini scoprendo delle cose nuove, diverse. Sì, perché decisamente non devono essere le classiche fiabe, quelle russe. E anche ovviamente le illustrazioni. Ecco, volevo proprio chiederti l'importanza dell'illustrazione. Spesso quando si va a comprare un libro in libreria o si va in biblioteca, magari chi non è particolarmente attento sceglie un libro per un altro, invece l'illustrazione e anche la storia ovviamente hanno un peso decisamente importante. L'illustrazione, e devo dire, l'illustrazione è un'arte applicata, no? Nasce per far nascere un libro, quindi è a tutti gli effetti un'arte che deve dialogare anche con un'altra arte, quella della letteratura. E quindi un libro è veramente un prodotto di una ricchezza incredibile. Ultimamente in Italia si sono sviluppati molti piccoli editori che hanno una forza trainante perché hanno avuto il coraggio di inserire delle scelte coraggiose. Ecco, qui per esempio sto sfogliando una pubblicazione molto interessante di Topi Pittori che è Alfabeto delle fiabe sulle bellissime rime di Bruno Tognolini. Questo è uno strumento meraviglioso per scoprire quali sono i personaggi e i luoghi delle fiabe. C'è persino una tavola sinottica dove ad un oggetto corrisponde la fiaba corrispondente, al personaggio corrisponde la fiaba. Queste sono immagini scattate il sabato 20 dicembre, dove abbiamo fatto per la prima volta un'apertura straordinaria dedicata ai bibliotecari e agli insegnanti. Ecco, io qui sto sfogliando Zoologico, che è un album di grande proporzione pubblicato da Rizzoli, che per me ogni famiglia dovrebbe avere a casa per disegnare, per conoscere gli animali e per saperli ridisegnare.
Qui sono vicino alle opere della brasiliana Marilda Castagna, vicino alle opere di Tony Ross, che è l'illustratore di Buongiorno Principessa. Tutti i bambini conoscono questa serie di cartoni animati. Qui sto sfogliando un album di poesia. Questo è Beatrice Alemagna, La gigantesca piccola cosa, dove si parla degli attimi di felicità, ed è una serie di ritratti che più profondi non si potrebbe, dove si può incontrare la fuggevolezza anche della felicità che si ritrova nei momenti più inattesi. E questa illustratrice, oltre che autrice del testo, è stata capace di creare una serie di ritratti e di riflessioni per parlare, pensate, con un bambino di che cos'è la felicità. Bellissimo. Ecco, tra l'altro tu hai parlato prima del libro illustrato, voi fate anche una sorta di laboratorio, spiegate come nasce proprio un libro illustrato lì a Sarmede? Dunque, i laboratori sono di vario tipo, sono per i bambini, per le famiglie, ci sono tantissimi appuntamenti che partono tutti dal libro illustrato. La visita guidata in particolare, che è destinata soprattutto alle scolaresche, che si iscrivono numerose, è un percorso attraverso le immagini, quindi un percorso attraverso la scoperta di moltissimi linguaggi, quindi moltissime modalità espressive e moltissimi testi, perché durante la visita guidata si osservano le immagini, si fanno delle considerazioni tipografico-pittorico, compositivo, di fantasia del disegno, diciamo, ma poi si leggono anche i testi. E poi c'è una tappa sempre sicura dedicata a come nasce un libro illustrato. Quest'anno ce lo ha raccontato André Neves, che è un illustratore brasiliano che è anche cresciuto insieme a Sarmede, perché lo abbiamo visto arrivare 10 anni fa come talentuoso allievo. È stato ha avuto un veloce percorso di crescita, è stato poi pubblicato più volte anche in Italia. Quest'anno proponiamo questo libro edito dal Gioco di Leggere, per il quale André ci ha spiegato come fa a fare un libro. E sapete lui come fa? Mette la testa fra le nuvole, si mette in silenzio, occhi chiusi, pochi movimenti, e si mette in ascolto dei personaggi che si avvicinano a lui e gli raccontano storie nuove. Lui cerca di conoscerli, di capirli chi sono, che cosa vogliono raccontare, e tramite questo momento di sogno tra le nuvole nascono i libri nuovi. E a proposito di illustrazioni, ci sono anche moltissimi illustratori che saranno presenti alla mostra, 60 illustratori e libri dal mondo, si intitola Panorama 2012. Brava, mi aiuti proprio a dire tutto quello che sì, devo sto dire. cercando di far dire tutto, però veramente ce n'è tantissimo. Sì, questo trentennale che è speciale, abbiamo detto prima, in Roberto Innocenti con 40 opere, quindi con un'antologica molto importante. Il tema della Russia, dove abbiamo persino chiamato allievi russi delle scuole importanti di illustrazione di Mosca a esporre. Il libro e poi il panorama. Il panorama quest'anno è raddoppiato, abbiamo fatto una specie di offerta speciale, 30x2, anche con un motto un po' di buon augurio, di buon auspicio per tutti noi. E sono 60 illustratori scelti da moltissimi paesi del mondo, con dei libri meravigliosi come quelli che vi ho mostrato fino adesso, tutti scelti per il loro valore, perché noi quando facciamo la mostra sappiamo benissimo che abbiamo una grandissima responsabilità, cioè quella di proporre dei libri. E allora qui mi andrebbe di fare una piccola riflessione, perché sì. I bambini certo hanno una grandissima fantasia, fanno dei collegamenti velocissimi, sono veramente in grado di apprendere così tanto che secondo me neanche ci rendiamo conto, ma i bambini chiedono ciò che conoscono. Dunque è nostra responsabilità essere propositivi e proporre sempre delle belle cose. E quindi il fatto che noi informiamo, il fatto che noi diamo delle belle proposte è importante proprio per questo, perché la crescita dell'individuo, pensate, se uno cresce intorno a cose belle, farà relazioni fra cose belle. Non lo dico questo io, lo disse Munari nel suo bellissimo libro che si intitola La grammatica della fantasia. Dice la fantasia che cos'è, la creatività che cos'è? La capacità di fare relazioni nuove fra cose conosciute. Se un bambino è immerso nelle cose belle sarà più bravo a disegnare, se conosce tanti modi di esprimersi sarà felice perché sarà libero di esprimersi. Se legge la poesia, sarà bravo a scrivere, sarà bravo a pensare, quindi questo è estremamente importante.
E se posso esatto, leggere infatti una volevo cosa. chiedertelo, visto che abbiamo anche un sacco di libri, poi hai anche un sacco di cose. Ecco, io vi volevo volentieri. leggere un piccolo contributo di un autore francese che è anche editore di Rue du Monde, si chiama Alain Serre. Io ho letto questa parte, questo piccolo testo, quando abbiamo aperto in anteprima la mostra. Per sapere quello che è successo, posso rimandare a un blog? Assolutamente sì. Per i lettori, per gli ascoltatori che si vogliono informare, il blog di Topi Pittori ci ha dato l'opportunità di raccontare questo incontro di anteprima in un post che ho curato, e quindi basta andare su Topi Pittori Blogspot e cercate l'articolo dedicato alla mostra e potete anche sbirciare da lontano, prima di venire a Sarmede, un po' di foto degli interni, alcune di quelle che abbiamo visto Magari prima dopo lo insieme. metteremo anche su Facebook, in modo che poi chi vuole può anche appunto trovare l'indirizzo. Il link, esattamente. Vi leggo questo testo che Alain Serre ha scritto l'anno scorso perché la sua casa editrice compiva 15 anni, quindi è una riflessione molto giocosa ma interessante su quello che vuol dire il bambino. Lui ha pubblicato un libro che si chiama, è il motto della sua casa editrice, che si intitola Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres, cioè gli uccelli hanno le ali, i bambini hanno i libri. E dice questo: dai libri si impara a vivere liberi. Un bambino ha diritto, da appena nato e sin dal primo secondo, e non uno di più, ad essere preso sul serio. Ed è per questo che si deve subito evitare di considerarlo come un poppante e bisogna immediatamente offrirgli un libro. Ma attenzione, non un libro banale e luccicante, non un libro dove le bambine sono sempre rosa e i ragazzini sono blu di rabbe, non un libro che tace le verità del mondo, dove i papà non piangono mai, dove si nascondono le paure, dove la morte non esiste. Non un libro dove il testo è meramente tradotto dall'immagine, nel caso il bambino non capisse al primo colpo. Non un libro che non sceglie che parole a portata di bambino per evitargli che gli si appesantisca la testa con troppe scoperte. Non un libro identico a quelli che avevano da piccoli il nonno o la nonna. Non un libro per poppanti, ma un libro che prenda sul serio questo piccolo essere umano. Perché, passo dopo passo, pagina dopo pagina, si costruisce la sua libertà di agire e di pensare. Con un bel libro, un bambino ha il tempo di interrogarsi, di amare, di supporre. E con i buoni libri, piccoli e grandi, si incontrano spesso. Quando si impara sin da piccoli a lasciarsi teletrasportare dallo spazio magico di un libro, si sente sempre il bisogno di ritornarci. Ci si ritorna perché ci si può ritrovare faccia a faccia davanti a se stessi, ci si può sedere attorno ad una frase, attendere e sognare, e anche immaginare tra le righe una storia ancora più bella di quella che si sta leggendo, la propria. Veramente bello, decisamente significativo quello che hai letto, che è giusto. Noi spesso abbiamo parlato dell'importanza della lettura fin da quando i bambini forse sono ancora in pancia, o comunque quando appunto sono nati. Visto che abbiamo poco tempo, Sì. però abbiamo un sacco di libri, vuoi leggerci qualcos'altro? Se Dunque, ti viene... io vi voglio proporre, abbiamo parlato di libri che parlano della morte. Vi faccio vedere questo libro di Topi Pittori, I panni d'oro della vecchina, perché è una fiaba gitana questa, l'autrice è Anna Maria Gozzi, è stupenda perché parla del segreto della vita che riesce persino a distrarre la morte e ha un finale luminoso. Io l'ho letto già ai miei bambini perché sono mamma di 3 figli, e vi assicuro che questa storia che parla dell'incontro di questa vecchina con la signora morte l'hanno voluta leggere e rileggere per capire, perché anche la morte è qualcosa con la quale i bambini si vogliono confrontare. Poi ci sono anche dei grandi classici, guardate, Laura Manaresi, espertissima nella riduzione di grandi classici, è riuscita a fare di un grande libro come questo un album per ragazzi illustrato da suo marito Giovanni Manna. Stupende anche le immagini all'interno. Questo è azzurro e non ci... È pericoloso, ecco. Ma comunque vediamo dietro, cavalli. Ecco. Poi ci sono anche libri molto giocosi, libri di rime. Questo è un libro meraviglioso. È sempre azzurro, scusatemi. Qui è una ricetta piena di meraviglie appese, lo dice la rima del libro.
ci sono delle rime molto giocose e ci sono dei disegni che fanno venire voglia di riprodurre tutte queste forme allegre, questi colori a pennellate. È un catalogo di possibilità per disegnare con i bambini. Poi non so, una storia, passiamo alla serietà della Shoah, della persecuzione verso gli ebrei, e questo è un libro molto importante di Orecchio Acerbo che parla di una vicenda vera di un artista, scrittore e anche pittore, Bruno Schulz. Ecco, io Monica purtroppo il tempo a mia disposizione è finito, vedo che ormai veramente ci siamo. Io ti ringrazio, faccio un grosso in bocca al lupo e io voglio personalmente venire a Sarmede quest'anno perché non ci sono più venuta, quindi invito anche tutti i nostri telespettatori, magari metterò un po' di indicazioni che ci hai dato anche in Facebook e nei nostri social network in modo che possano collegarsi. In bocca al lupo a te, naturalmente a tutte le persone che organizzano Sarmede. Ricordo il nostro catalogo che oggi per dimenticanza non l'ho portato, il catalogo è un repertorio completo di tutto quello che ho detto, ci sono dei testi molto importanti dentro ed è proprio un prontuario di tutte le letture che potete avere a casa, di suggerimenti. Ecco, questo è importantissimo, ti ringraziamo, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, poi parliamo di Veneto, spettacoli di mistero. Rieccoci di nuovo assieme, sempre in diretta a Chiacchiere e Caffè. Come vi avevo anticipato prima nella pausa pubblicitaria, vogliamo parlarvi di Veneto Spettacoli di Mistero, un cartellone ricco di eventi organizzato dall'Unione delle Proloco del Veneto. Adesso chiedo ai nostri protagonisti, che sono Michela Menegus, Project and Event Manager del Veneto Spettacoli di Mistero e vicepresidente della Proloco di Bolzano Vicentina e presidente dell'Associazione Culturale Bolart, ho detto tutto correttamente, e Tommasino Giaretta, giornalista e scrittore. Allora, vi chiedo innanzitutto Veneto Spettacoli di Mistero, che cos'è? Io ho detto un cartellone ricco di eventi collegati al tema del mistero del Veneto, che nasce proprio nel mese tra ottobre e novembre in concomitanza, diciamo, con Halloween, questa festa che è sempre più sentita. Che cos'è questo cartellone? Allora, Festival dei Misteri è giunto alla quarta edizione, è una rassegna tipicamente veneta nata nel 2009 per volere dell'assessorato al turismo e in collaborazione appunto con l'UNPLI, l'Unione Proloco del Veneto. Questa rassegna è continuata ogni anno nel mese di novembre e vuole porsi in maniera alternativa rispetto all'Halloween, alla classica festa di importazione anglosassone che poco ci appartiene dal punto di vista tradizionale. Quindi molto più territoriale. Molto territoriale, espressione vera della cultura del territorio. Di fatto, abbiamo detto, siamo giunti alla quarta edizione, è un festival che coinvolge per la prima volta in maniera direi univoca tutto il territorio del Veneto, in quanto questo festival si realizza su tutte le 7 province della nostra regione, coinvolge, almeno quest'anno, negli anni scorsi anche ben di più, circa 70 località, ha in cartellone per quest'anno circa 180 eventi, condotti da una cinquantina di Proloco, di consorzi di Proloco, e addirittura delle associazioni culturali che operano all'interno del territorio come la mia, quella che rappresento. Quindi è una scoperta dei segreti, dei misteri veneti e una scoperta allo stesso tempo dei territori. Assolutamente, infatti è strettamente collegato da quell'anno scorso con l'assessorato all'identità veneta che ha patrocinato questo festival e nasce soprattutto dall'invettiva del direttore artistico Alberto Tosofei, il quale scrittore e ricercatore ha dato l'input affinché professionisti del territorio, ricercatori, scrittori prendessero quanto di meglio c'era all'interno del territorio in termini di leggende, di aneddoti storici avvolti dal mistero, affinché fossero riportate alla luce e con esse tutto il patrimonio della nostra cultura territoriale, non solo in ambito letterario ma anche in ambito figurativo e anche in ambito, se vogliamo, enogastronomico. Ecco, chiedo al nostro giornalista e scrittore, vedo moltissimi libri scritti da lei su queste tematiche anche. Sì, beh, quando sono partito con questi libri non erano finalizzati a Veneto Spettacoli di Mistero. Ovviamente a Veneto Mistero, però all'interno poi sono stati selezionati alcuni racconti che 2 anni fa, a Veneto Mistero 2010, sono stati messi in scena. Ecco, allora una delle abilità di Veneto Mistero è stata quella anche di trasformare gli scrittori, e nel mio caso da scrittore anche in attore e sceneggiatore di alcuni racconti
Difatti 2 anni fa abbiamo messo in scena L'Uomo Invisibile de Bolzano, perché siamo della zona di Bolzano, che ha avuto un successo, e andiamo a replicare il 2 dicembre prossimo a Grumolo delle Abbadesse. Qual è la formula che prende di Veneto Mistero? È che la gente si ritrova sul palcoscenico protagonista, non sono solamente gli scrittori, non inteso i grandi scrittori, parlo degli scrittori locali, come mi reputo io, uno scrittore di nicchia, che si affianca e si avvale anche dell'esperienza di chi racconta oralmente le storie. Noi stiamo recuperando il grande patrimonio. I filò. Stiamo recuperando quel grande patrimonio che viene da una fonte orale, che potrebbe essere quello dei miei genitori, e che noi, se non riprendiamo questi, chissà che fine farebbe. Io in questo momento mi sto rendendo disponibile a raccogliere, però non so se le mie figlie fra 20 anni, una generazione dopo di noi, saranno in grado di fare altrettanto. E perché il mistero? Come legate il tutto con il mistero, lo spettacolo? Beh, il mistero nasce perché di fatto all'interno delle nostre location, perché ricordo il festival si svolge in ambienti molto particolari, non in classici teatri o auditorium, sì ci saranno anche quelli per esigenze varie, ma principalmente cercheremo di portarlo nei luoghi che in qualche modo nascondono delle peculiarità, quindi boschi per quello che riguarda soprattutto le aree della Pedemontana, dove troveranno l'ambientazione diverse storie relative ad esempio ai folletti, alle varie anguane, soprattutto nella provincia di Vicenza. Nelle ville, perché al di là delle grandissime ville di cui il territorio è estremamente ricco, ci sono anche delle dimore signorili, dimore storiche minori che celano tutto un passato da scoprire. Porteremo questo festival nelle case rurali che nascondono a loro volta le storie delle famiglie che hanno fatto grande il Veneto e delle famiglie che hanno fatto la storia del Veneto, riscoprendo dei piccoli episodi ricollegati a volte anche a degli episodi storici realmente accaduti, di cui di fatto noi non siamo a conoscenza e che verranno quindi riportate alla luce interpretando quindi il mistero non come storia di pura fantasia oppure di impatto macabro come magari ce lo figuriamo tipicamente con l'Halloween di importazione americana, ma il mistero, quel senso di mistero che aleggia a metà tra la fantasia e la verità, ed è ancora più pauroso che non una storia puramente di fantasia. Tra l'altro tu hai in mano un libro, Sì. Il Veneto del mistero, perché avete riassunto un po' tutte le varie leggende, storie, fantasie o meno? Sì, questa è un'opera di Alberto Tosofei, ripeto, il direttore artistico, colui che ha dato l'input a questa grande rassegna regionale. Che salutiamo, che tra l'altro è un amico anche. Nel 2009 Alberto Tosofei ha riunito le principali leggende e i misteri del Veneto in questo volume, appunto Il Veneto del Mistero, guida ai luoghi della leggenda. Quindi un modo Veneto Mistero per riscoprire, rivisitare la nostra bellissima regione anche da un punto di vista turistico. Ed è questo motivo che al di là del turismo di massa di cui siamo oggetto a volte nelle nostre città d'arte oppure nelle nostre destinazioni montane e marittime, questo volume ci insegna a riscoprire i piccoli borghi e le piccole contrade, piuttosto che favorirà anche un movimento interno, un escursionismo culturale legato a questo festival. Questo è importante, giusto per darci così un assaggino di qualche storia, leggenda, fantasia, mistero, così se ce ne volete raccontare una così brevemente. Beh, le 3 che andremo a proporre mercoledì 31 sono inedite, quindi non sono riportate qui nei libri già pubblicati, ma che magari saranno oggetto di una prossima edizione, di una prossima pubblicazione. Allora saranno La Palù del Demonio, La Dama Veste Nero e L'Amant de Sagrestan. E dove verranno esplicitate queste leggende? Andiamo in scena a Villa Valmarana Bressan, a Vigardolo, mercoledì alle ore 20, meglio dalle 20 alle 24 fino allo scoccare delle fatidiche ore 24. Ma come diceva giustamente la Michela, noi siamo in contrapposizione ad Halloween.
perché la formula di Veneto Mistero trae la sua origine proprio dalla cultura popolare, è un viaggio all'indietro che facciamo. Io reputo la mia generazione una generazione che ha avuto una grande fortuna, quella di vivere in così pochi anni il passaggio del tempo del filò, quando ancora non c'era la televisione, a vivere il tumultuoso e per certi aspetti anche traumatico progresso e affrancamento economico del nord-est, che però si è avvalso sulla formula del mordi e fuggi. La nostra generazione ha passato in brevissimo tempo tralasciando cose che adesso, in piena recessione, e non sappiamo di quanto tempo indietro ci farà portare questa recessione, abbiamo il tempo per andare a riscoprire le cose semplici che le sono le più genuine. Ed è proprio questa la formula del Veneto Mistero. Innanzitutto i siti inusuali, il recupero delle barchesse, delle ville, eccetera. Il fatto che la gente viene proprio a contatto con noi, che proponiamo, la gente è stessa che si improvvisa a raccontare queste storie, perché alcune delle storie che io ho scritto le ho sentite narrare direttamente dagli anziani. E torno a ripetere, quella è un patrimonio. Per esempio, giusto per dircene una? Quella della strega Bettina. Ce la racconta? Proprio Ce la racconto, posso provare a leggere un pezzettino, un magari. passaggio, devo mettere gli occhiali, ma nessun problema. Agli occhiali. Tra l'altro è per grandi e piccini questo? Sì. Il bello di Veneto Mistero è che accomuna sia grandi e piccini. Sono anzi i nonni che trascinano accompagnati dai nipoti. Loro. La Bettina era vispa e sana come un pesce. Aveva 2 polmoni d'acciaio e uno stomaco di ferro che avrebbe digerito i sassi del Brenta, anche se nella realtà si saziava mattino, mezzogiorno e sera con una gran scodella di sbrodegotti. Ecco, questo è un breve passaggio per... Cosa sono gli sbrodegotti? Perché questo mi manca. Ecco, per dire di sbrodegotti, Veneto Mistero ha anche il compito di rivitalizzare in un certo qual modo la cultura veneta, in particolare il dialetto. Veneto Mistero è l'esaltazione stessa del dialetto. Io nelle mie storie le propongo in italiano, inserendo con il contagocce queste parole in dialetto che la curiosità però va a chiedere, ma cosa vuol dire sbrodegotti? Esatto. Gli sbrodegotti non erano altro che gli avanzi con cui si riusciva bene o male a mettere su una cena improvvisata, insomma, il classico minestrone con tutti gli avanzi delle verdure che si erano recuperati dal pranzo e con cui si faceva la cena alla sera. Pensa un po'. Altri appuntamenti che possiamo segnalare? In particolar modo per quello che ci compete nell'est vicentino abbiamo un calendario abbastanza variegato. Partiremo il 31 ottobre con un appuntamento Villa Bressan, giusto per ritornare al discorso di prima, una location inusuale, una delle ultime ville attribuite al Palladio, a Vigardolo, Monticello, Conte 8. Veneto Mistero però non è solo prosa, teatro, rappresentazioni teatrali e anche immagine, quindi partiranno anche con questo festival delle mostre iconografiche, quindi di arti figurative, ad esempio a Bolzano Vicentino abbiamo un'iconografia del mistero, ma abbiamo anche Arsi Mysterium nella zona di Romano Vezzelino, quindi delle mostre itineranti. Abbiamo un appuntamento teatrale a Bolzano Vicentino tratto La Sparesara Longobarda, molto interessante perché è una commedia spassosa in dialetto veneto, tratta però da degli archivi storici dell'archivista e dell'antropologo Povolo, ad esempio. Chiuderemo, come si diceva, a Grumbo della Badesse con uno spettacolo puramente letterario tratto dai racconti di Tommasino, L'uomo invisibile. L'offerta è veramente molteplice, incontra i gusti di grandi e piccini, abbiamo delle location tra le più disparate, si passa dai castelli del Cataio di Padova
aprono moltissimi giardini di preziose ville a Coprendosi Padova. per bene in questo periodo. Assolutamente, se fa freddo come oggi. La cosa interessante è perché anche si parla sempre di location intese come edifici architettonici, ma abbiamo degli splendidi giardini della nostra regione che celano delle simbologie nascoste e che appunto i volontari della Proloco piuttosto che delle associazioni culturali saranno ben felici di spiegare al pubblico. Abbiamo degli eventi che si svolgeranno nelle fasce pedemontane, quindi passeggiate notturna. Abbiamo degli eventi mirati dedicati ai bambini, laboratori didattici all'interno di percorsi con i vari folletti, ma i folletti intesi non della tradizione nordica, ma i nostri mazzarol, piuttosto che i laboratori anche con le zucche, perché ricordo che le zucche non sono solo un simbolo di Halloween, ma sono un simbolo proprio della tradizione veneta. Abbiamo ad esempio un evento proprio qua nel Padovano, nel consorzio del Cittadellese, la festa della Lumera, appunto quella festa che consiste nel predisporci alla veglia per il giorno dei morti e dei santi, accendendo dei lumi appunto all'interno delle zucche. Ricordo che Halloween effettivamente è una festa di origine celtica, quindi non tanto americana, dove la tradizione della zucca rispetta di fatto quel passaggio tra i vari cicli della stagionalità piuttosto che dei cicli della vita. Questa è una cosa, molte cose non si sanno perché spesso, vabbè, adesso c'è questa moda di Halloween effettivamente, però magari non si conosce veramente il fondamento di queste feste come di tante altre, sia location che storia che si cela dietro dei singoli posti, dei singoli luoghi, degli oggetti. Questo sì, di fatto il compito appunto di Festival del Misteri è cercare di spiegare il patrimonio culturale delle nostre terre e dei singoli paesi. Non è una sfida contro Halloween, è un modo per ristabilire il giusto equilibrio e dire signori, le feste in maschera sono belle, le facciamo tutti, ne godiamo di queste feste, sono spassosissime per i bambini, ma esiste comunque sia una tradizione di pari dignità all'interno della nostra regione che deve essere assolutamente valorizzata. Ecco, siete arrivati alla quarta edizione. Come è andata la scorsa? C'è stato qualche appuntamento che ha dato maggiore soddisfazione agli organizzatori? Beh, per quello che ci riguarda c'è stato un appuntamento formidabile che è stata praticamente una presentazione di Veneto Mistero in chiave, se vogliamo, speculativa, perché il mistero è dentro o fuori noi, quindi giocando su questa diciamo, dualità, su questo doppio piano parallelo di porsi nei confronti del mistero, è stato proprio l'evento che ha visto anche il lancio del suo ultimo libro, Il mondo di Tote, a Villa Tacchi e Gazzo Padovano, dove c'è stato un afflusso di circa 500 persone in un'unica serata per un caffè letterario. Quindi Veneto Mistero insegna che la cultura piace a tutti, giovani, grandi, anziani, e che la cultura può pagare, anche in termini di movimento turistico. Questo assolutamente. Questi altri libri sono sempre suoi Sì. e raccontano che cosa in particolare? Le storie che io ho vissuto in prima persona e anche altre che ho recuperato attraverso la viva voce degli anziani. Ma tornando a una formula, direi per riassumere il discorso, Certo. no, il bello dell'ignoto è renderlo noto. Questo non lo può fare assolutamente la scienza, ma dobbiamo renderci conto che abbiamo dei siti nel Veneto, no, come ad esempio le motte. Il fenomeno delle motte nel Veneto, pochi lo sanno, cosa si nasconde dietro quelle motte, no? Addirittura risalgono, grazie allo studio portato avanti da alcuni archeologi, e dopo si sono inseriti anche gli antropologi, no? Si è scoperto che le motte nel Veneto, questi accumuli di terra, non sono poi del tutto casuali, ma si trovano equidistanti e addirittura allineati l'una all'altra e risalgono niente meno che all'età del bronzo. Alcune sono state catalogate fra il 1500 e il 1200. E cosa si è scoperto? Gli archeologi da parte loro cosa hanno scoperto? Che assolvevano una funzione di sepoltura. Si sono innestati poi tutti i vari discorsi, leggende, favole, eccetera, per cui una motta potrebbe risultare anche un corno del diavolo che spunta da sottoterra.
Ecco quindi la motta del diavolo. Ed ecco anche la toponomastica ricorrente, no? Motta di Livenza, Motta di Certo. Costabissara, via Motte e così via. Ecco, in questo contesto c'è una miriade di leggende che si sono inserite e che aspettano solo di essere rispolverate, riportate alla luce. Il compito di Veneto Mistero è essenzialmente questo, perché, torno a ripetere, è un patrimonio a rischio Che e non come bisogna tale, perdere. come tale va salvaguardato. Noi piccoli scrittori lo facciamo questo, non siamo come i grandi scrittori che godono dell'appoggio delle grandi case editrici, noi ci autofinanziamo. Il mio libro prima me lo pago, poi se riesco a venderlo riesco a rientrare diciamo. molto meglio. Allora, ricordiamo il sito di Veneto Spettacoli di Mistero, dove potete trovare tutti gli appuntamenti, magari segnatevi quelli che sono vicino, ma anche quelli che sono lontano, giusto appunto per riscoprire o per scoprire, perché magari non li conoscete, dei luoghi o degli stabili, delle ville, dei giardini, delle case, insomma dei boschi importanti per le nostre tradizioni. Noi vi ringraziamo, vi facciamo un grosso in bocca al lupo, vedremo di seguire appunto qualche evento del Veneto Spettacoli di Mistero. Noi ci fermiamo qui con Chiacchiere e Caffè, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora, sempre in diretta su Telechiara. Grazie dell'attenzione, grazie a voi e buon proseguimento di giornata. We get it almost every night when there